E quindi si ricomincia con il terzo e quarto posto per la categoria Under 16, che vedrà il match tra Forlì e Milano Quanta nei prossimi minuti. Intanto i giocatori verranno chiamati e entreranno uno alla volta nel campo. Numero 26 Quartuccio Riccardo, col numero 7 Consagra Sofia, col numero 3 Vittorio Stefania, col numero 17 Pezzoli Jacopo, col numero 9 Ronca Lisa Sole, col numero 25 Gallivanore Carlo, col 69 Tacca Noa Lorenzo, 77 Cavecchioli Camilla, 81 Insalata Nicolò, Derada LM, 46 Insalata Nicolò, 34 Sport Gaia, 41 Trombetta Vittoria, col 29 il portiere Magrati Filippo, il portiere 18 Campagna Chiara, per concludere il capitano l'85 Bacchetti Iago. Per il Forlì, col 5 Armuzzi Cristian, col 27 Brunetti Marco, col 67 Rubani Marco, col 3 Enati Basili, 29 Gagliardi Achille, 7 Tomassini Riccardo, 21 Troiano Massimo, 15 Baldinocci Mestapese Gabriele, 57 Bersari Samuele, col numero 1 Bracchini Matteo, col numero 91 Partigliani Alessio. Per concludere il 37 il capitano per Antonio Marco. Buon divertimento. E quindi si prosegue con il saluto iniziale tra le due squadre, quindi abbiamo qui vicino i due capitani che vanno a salutare le panchine avversarie. E intanto, nel caso non si fosse sentito precedentemente, andiamo a rileggere i componenti delle singole squadre. Partiamo con il Forlì, numero 37 capitano Belantonio Marco, numero 07 Tommassini Riccardo, Bubani Marco, numero 67 numero 3 Enacchi Vasili, numero 27 Brunetti Giulio, numero 5 Armuzzi Cristian, numero 29 Gagliardi Achille, numero 21 Troiano Massimo, portiere numero 1 Bracchini Matteo, numero 15 Valdinoci Mezzapesa Gabriele, numero 57 Versario Samuele, numero 91 portiere Perpignani Alessio. Per invece il Milano Quanta, numero 3 Rizzoli Stefania, numero 7 Consagra Sofia, numero 9 Ronca Lisa Sole, numero 17 numero 25 Pezzoli Jacopo, numero 26 Quartuccio Riccardo, numero 34 Esposito Gaia, numero 41 Trombetta Vittoria, numero 46 L'Insalata Nicolò, numero 69 Tacca Noa, numero 81 Cavicchioli Camilla, numero 85 Radelli Emma, numero
no. Radelli. 81 Radelli. 85. Vabbè. Numero 18 Campagna Chiara, numero 29 De Gradi Filippo. E quindi si parte con questo match, intanto l'ingaggio vinto e quindi possesso di Milano, che prova a partire. Intanto numero 69 fermato in balaustra. Faccio fatica a leggere. Controlla il Forlì con il numero 7 Tommasini. Riprende il disco il numero 69 Tacca, che riporta indietro con Rizzoli Stefania. Qui con me intanto c'è anche Davide che ci ha fatto compagnia nella giornata di ieri. Buon pomeriggio a tutti. Partita molto combattuta, soprattutto dal Milano, che ha come assistente il numero 26 Quartuccio Riccardo, anche con il suo gol fondamentale per la vittoria contro i Fox Lignaro a Cittadella della Coppa Italia. Soprattutto per il Forlì c'è il muro emiliano, il numero 91 Perpignani Alessio, che ha fatto veramente delle parate incredibili durante queste finali. E intanto riprende il disco Forlì, che prova ma non riesce a controllare il disco, quindi disco coperto da Gradi Filippo. Da Gradi, che l'ultima partita non era stato schierato tra le file di Milano, che invece aveva assegnato il ruolo e l'onere e la responsabilità a Campagna Chiara. Intanto Forlì controlla il disco. E intanto Quartuccio riesce ad uscire dall'angolo e va a scartare il portiere e segna. E quindi abbiamo la prima rete di questa partita. Perpignani si è visto arrivare praticamente un treno che non ha potuto fare niente. E quindi Quartuccio porta in vantaggio. Sì, Davide, abbiamo già visto anche ieri nella partita di ieri sera che questo giocatore ha delle grandissime mani e una ripartenza veramente fenomenale. Sì, Cesare, la sua arma principale è soprattutto la velocità e anche il controllo del disco, che è veramente eccezionale per essere un ragazzo così giovane della sua annata, e ha veramente molto potenziale nella sua futura carriera. E quindi riprende il disco Facchetti, che riparte in velocità da dietro la propria porta e conclude con un tiro che viene parato da Perpignani, che non si fa sicuramente impensierire da un tiro così angolato. E quindi si ripartirà con un ingaggio in zona difensiva per il Forlì. Ingaggio vinto per Milano, che controlla dietro con Rizzoli. Viene attaccata subito da Tommasini. Milano che si rifugia dietro la porta. Intanto andiamo passaggio alto. Pezzoli che cerca di uscire vittorioso da questo contrasto in balaustra. Ne esce invece il compagno di squadra Facchetti, che prova ad andare al tiro, che però non riesce ad agganciare il disco. Disco dietro per Cavicchioli, che prova il tiro che viene deviato dal difensore. Nuovo disco Facchetti, possibilità in mezzo per Cavicchioli, che riceve una caramella dal compagno di squadra che non riesce a finalizzare il tiro, quindi disco fuori dallo specchio della porta.
Riparte intanto Forlì che prova da dietro la porta. Riparte quindi Milano. Rizzoli che va al tiro. Non riesce a impensierire il portiere. Riparte Forlì che ha una 2 contro 1, una buona occasione. Prova intanto Tomasini a dare una buona caramella per il compagno di squadra Enaki che si trova libero davanti alla porta. Intanto si lotta in angolo, c'è una trattenuta di probabilmente Rizzoli o Cavicchioli, scusate, sul numero 3 e quindi sarà penalità per Cavicchioli, Camilla, e quindi abbiamo intanto il primo power play di questa partita per Forlì. Tanto va a recuperare il disco Capitan Bellantonio, passa il compagno, prova il tiro Tomasini, c'è una buona occasione qui davanti alla porta. E intanto ingaggio, prende il disco Quartuccio di Milano, prova a liberarsi e riesce, quindi prova il gancio per scaltare l'ultimo difensore di Forlì e andare da solo davanti alla porta che non riesce, quindi disco in possesso di Milano. Contrasto in balaustra, confusione, intanto possibile occasione per Forlì, per Bellantonio, intanto Tomasini non riesce ad agganciare il disco, sarà sicuramente una buona occasione per buttare quel disco in rete. Tanto Quartuccio tiene il possesso, sicuramente adesso gli uomini di Forlì devono farsi avanti per poter togliere il disco a questo giocatore. E intanto Bellantonio prova la conclusione, intanto c'è sempre un buon rimbalzo lì, una buona occasione per il Forlì in mezzo alla confusione che però non viene finalizzata. Intanto di nuovo Quartuccio che riparte, cerca di ubriacare il difensore con le sue finte, che però viene neutralizzato con il contributo anche di Perpignani. Intanto Bellantonio, Tomasini, Bellantonio, Tomasini, Bellantonio, prova il tiro dalla distanza che viene deviato ma non centra il specchio della porta. Intanto Rizzoli gestisce, intanto Cavicchioli rientra e quindi Milano al completo. Intanto gestisce Quartuccio, si avvicina pericolosamente alla porta e prova il numero dietro la porta avversaria, riceve qualche fischio ma non ne ho mai capiti, nel senso che per quanto possa essere una finta un po' ostica e forse può essere efficace, quindi a maggior ragione stare attenti quando un giocatore avversario sta dietro la porta. Intanto Quartuccio, servito dal compagno, si libera, prova la conclusione che viene fermata da Perpignani. Sì. E quindi Milano controlla il disco con il numero 9 che serve per Cavicchioli. Cavicchioli è attaccata subito dall'attaccante del Forlì
attacca, intanto riceve un fallo decisamente ingenuo dal numero 3 Naki Vasili, che ci raggiunge quindi in panca puniti. E quindi abbiamo il secondo power play del match, intanto questa volta in favore di Milano, che vince l'ingaggio e controlla il disco con Quartuccio. Rizzoli, Quartuccio prova il tiro, Facchetti che però non centra lo specchio della porta. E quindi il disco fuori, si ricomincia con un ingaggio a centrocampo, vinto anche questa volta da Quartuccio, che gestisce e prende posizione. Rizzoli, Quartuccio, Rizzoli, passaggio in mezzo per Facchetti che non trova l'occasione di tirare. Intanto Facchetti, Quartuccio prova il tiro dalla distanza, Rizzoli prova a dare in mezzo per il compagno che però non riesce a ricevere. Tanto 1 minuto e 15 alla fine di questo power play. Rizzoli, Quartuccio che scambia la posizione, intanto dal passaggio in mezzo per Facchetti che riesce ad insaccare, e quindi Milano si porta sul 2-1. 2-0, scusate. E quindi time out chiamato da coach Stefano Tomasini e Davis Montanari per il Forlì. Intanto Davide si riprende il gioco, cosa ne pensi intanto di questi primi 9 minuti? Azioni sfruttate veramente tanto bene dal Milano, soprattutto il gol che abbiamo appena visto del capitano Facchetti Iago con il bellissimo passaggio dell'assistente 26 Quartuccio Riccardo. Il Forlì sì, non sta sfruttando meglio le sue potenzialità, perché hanno anche dei buoni attaccanti, per esempio il capitano Bellantonio, e anche però stanno dando difficoltà anche al portiere Perpignani, che purtroppo sta dando il suo meglio, ma alcuni tiri non riesce a pararli. E intanto prova il tiro Capitan Bellantonio. Si lotta dietro la porta del Milano, c'è un contrasto sul numero 67.
Intanto Milano riprende il possesso del disco e controlla. Qui c'è una leggerezza dell'ultimo difensore di Milano che regala il disco al Forlì, che però a loro volta commettono una grossa leggerezza che sì, dal disco a Milano, che però viene recuperato velocemente. Intanto abbiamo una discesa del numero 27 di Forlì, Brunetti. Recupera intanto Bellantonio. Che gestisce dietro la porta. Serve per Tomasini, che prova la discesa personale. Prova ad andare al tiro, che però va fuori dallo specchio della porta. C'è un compagno davanti libero. Niente, viene attaccato subito il disco da Riccardo Quartuccio, che approfitta del disco in angolo. Quindi possesso per Milano. Intanto Riccardo scruta il campo per cercare di vedere se riesce a trovare lo spazio per andare a effettuare una delle discese che lo ha un po' contraddistinto in queste partite degli ultimi giorni. Intanto Milano di nuovo, Quartuccio che va dietro la porta. Intanto cambiano i compagni, rientra Facchetti, Cavicchioli e davanti invece, davanti alla porta, Pezzoli, Jacopo. Disco per Pezzoli, che temporeggia in attesa dell'arrivo dei compagni di squadra per un sostegno. Tanto Pezzoli continua a controllare il disco che serve dietro per Cavicchioli, che ha l'occasione di ripartire, andare al tiro, che però viene bloccato dal difensore di Forlì. Qui attenzione, una sbavatura di troppo, un'occasione per Capitan Bellantonio, che però non riesce a fare un tiro che possa impensierire veramente il portiere di Milano. Anche questa volta in nostra compagnia c'è Leonardo Masiero, classe 2014, che andremo a intervistare per chiedere un commento su invece questa partita. Leo, cosa ne pensi intanto di questi 10 minuti, 15 minuti di gioco quasi? E dacci una tua impressione. La partita è molto combattuta. Stanno tirando tutti e due molto, tutte e due le squadre tirano molto e ovviamente cercheranno di dare il tutto per tutto per portarsi a casa la medaglia di bronzo. Qual è il tuo giocatore preferito, Leo? Quartuccio. E niente, allora Riccardo Quartuccio si vince il premio per giocatore preferito di Leonardo Masiero. Intanto prosegue il match, che si fa sicuramente più intenso rispetto a qualche minuto fa. Forlì vuole assolutamente buttare dentro quel disco e quindi prova adesso con intanto il cambio delle linee, prende il disco Troiano numero 21. E quindi Forlì alla conclusione, che però viene bloccata da Gradi. Filippo. Quindi si lotta dietro la porta di Milano.
Esce intanto con il disco Tacca, che serve dietro per Rizzoli. Intanto Rizzoli cerca di impostare intanto un'uscita di zona per poter sfruttare anche magari un cambio di velocità di uno dei compagni. Vediamo, decide di uscire ma cambia subito idea, probabilmente stanno un po' perdendo tempo in questa fase di gioco. Intanto però Bellantonio approfitta della leggerezza intanto di Rizzoli, che era ancora un po' insicura sul da farsi, e quindi adesso invece disco conteso a centrocampo. Ne esce quindi Bellantonio che riesce intanto a conquistare, quindi rimane in possesso di Forlì. Rizzoli attaccata subito da numero 3 di Forlì. E quindi Forlì in possesso del disco, si rifugiano dietro la porta per poter fare qualche cambio ed impostare la prossima azione offensiva. Intanto Tomasini muove il disco, aspetta il movimento dei compagni, alza la testa, un passaggio sì, molto impreciso in realtà per Capitan Bellantonio, che si è mosso bene, fatto vedere nella parte alta del campo. Qui abbiamo qualche contrasto in balaustra, ritorna Bellantonio su Rizzoli. Intanto vediamo Tomasini, un passaggio forse non perfetto. Scusate, negli scorsi minuti penso di aver confuso Bubani con Tomasini, faccio mea culpa. E intanto recupera Tomasini. Lotta in balaustra, 2 contro 2, ne esce Bellantonio, alza la testa, guarda i compagni. Passaggio per Tomasini, che però non riesce ad agganciare il disco. Ne esce però dal contrasto, che prova un tiro che poteva sicuramente andare a impensierire il portiere di Milano. Intanto Tomasini, Bellantonio serve. Buon tiro intanto, abbiamo una penalità, doppia penalità contemporanea per Bellantonio e il Rizzoli, sono tirati qualche steccata di troppo negli ultimi secondi. Si riprenderà quindi 4 contro 4 tra qualche secondo. Penalità contemporanea. Attenzione, prova la Michigan, numero 67 di Forlì. Davide, ne abbiamo discusso prima, cosa ne pensi di questa Michigan? Il mio parere, la Michigan è una mossa davvero rischiosa, anche perché nella maggior parte dei casi riesce a lasciare il disco agli avversari e possono sfruttare del contropiede 4 contro 3. Grazie Davide intanto per averci dato un tuo parere su questa mossa, che non è sicuramente facile da fare. Intanto abbiamo un'altra penalità, questa volta solo per Milano. Penalità per il
E quindi Gallivanone Carlo, numero 25, viene penalizzato e portato nella panca puniti del Milano, quindi si riprenderà con un power play per Forlì, però senza Capitan Bellantonio, che si trova ancora in panca puniti a causa della penalità contemporanea. E quindi ne approfitta Riccardo Quartuccio, che scarta il portiere e sotto le gambe insacca una seconda volta un gol fotocopia con quello che ha aperto le marcature di questa partita. E quindi Milano in penalty si porta sul 3-0 sul Forlì. Oh Davide, abbiamo detto prima quanto può essere pericoloso questo giocatore se non viene marcato a dovere e lasciato andare in porta. Soprattutto anche per la sua velocità, è molto difficile marcarlo, e soprattutto se cerca fare block shot, uno dei suoi i suoi tiri sono molto potenti, quindi non consiglierei farlo parare al portiere. Eccolo infatti Riccardo che riprova un'altra volta con il tiro che viene sventato da Perpignani. Quindi si riprenderà con un ingaggio in zona difensiva per il Forlì. Tanto mancano ancora 1 minuto e 21 alla fine del power play di Forlì, che per il momento sicuramente non può avere un bilancio positivo. Vediamo se vengo subito smentito dal numero 3 Enaki Vasili, che segna e porta quindi il Forlì sul 3-1 a 25 secondi dalla fine del primo tempo. Termina quindi il power play per il Forlì, che adesso porterà il Milano al completo, e quindi si giocherà 4 contro 4 in questi 25.8 secondi gli ultimi 25 secondi del primo tempo. Quindi l'ingaggio Facchetti, ne esce intanto Riccardo Quartuccio che guarda il tempo per cercare di aspettare e andare al tiro giusto sulla fine, sullo scadere del tempo, ma viene bloccato da probabilmente Tomasini, che però non riesce a sfruttare e andare al tiro. E quindi si conclude il primo tempo con un niente di fatto, nessun tiro da due le parti, e quindi ci prendiamo una pausa in questi 5 minuti e torniamo per il secondo tempo, io e Davide.
E quindi si rincomincia con il secondo tempo della partita per il terzo posto per la categoria Under 16 e il Forlì si rende subito pericoloso con una conclusione intanto del numero 3 Inaki Vasili, che ha già fatto la prima rete negli ultimi minuti del primo tempo per il Forlì. Intanto controlla Quartuccio, serve per il compagno Pezzoli che prova la triangolazione con Facchetti, che però non riesce a trovare l'ultimo passaggio. E intanto Capitan Facchetti riesce a riconquistare il disco in balaustra e va Quartuccio con il tiro e il rimbalzo di Facchetti che viene giocato ma parato da Perpignani. Intanto libera la zona del Forlì, che ha la possibilità di risistemarsi e riprendere le posizioni. Passaggio lungo per Milano per Facchetti. Intanto disco a Forlì adesso, che la prova al tiro con Tommasini. C'è forse un contrasto dietro la porta che in realtà viene giudicato regolare dalla coppia Mancini-Stella, e quindi abbiamo un tiro intanto da parte di Milano. Quartuccio prova il tiro in mezzo alla confusione, che va fuori dal campo di gioco, e quindi si riprenderà con un ingaggio in zona difensiva per il Forlì. Un ingaggio vinto da Milano. Prova la conclusione da distante Rizzoli. Bellantonio intanto, che è appena rientrato dalla penalità contemporanea che c'era stata nel primo tempo. Intanto Tacca prova la conclusione, che però viene parata da Perpignani con sicurezza. E intanto abbiamo un'altra rete di Forlì con numero 67 Bubani Marco, e quindi accorciate le distanze ulteriormente, Forlì si porta sul 3-2 in favore di Milano. E quindi si riparte da un ingaggio a centrocampo che viene vinto da Forlì, che cerca di impostare la propria azione di attacco da dietro la porta. Intanto Tommasini dietro la porta di Milano recupera il disco e serve Bellantonio, che prova il tiro dalla distanza per cercare di impensierire il portiere di Milano. C'è una ribattuta del numero 27 di Forlì sul portiere Brunetti Giulio, che riceve, diciamo, le dovute attenzioni anche da parte degli arbitri, però niente di fatto, e si riprende con un ingaggio in zona della porta di Milano. Sempre Quartuccio ne esce vittorioso da questo ingaggio e prova una discesa delle sue. Intanto decide di tornare indietro. Gli avversari di Forlì hanno coperto bene la propria zona di porta, e quindi non ha costretto Quartuccio a tornare indietro. Sempre Quartuccio, compagni intanto
si muovono. Poco movimento al momento intanto, ma il disco... Ecco, abbiamo l'uomo libero intanto, numero 25, che però è la conclusione, che però va fuori dallo specchio della porta. Forlì quindi riesce a recuperare il disco. Vediamo cosa faranno per impostare l'azione d'attacco. Intanto Tomassini prova la conclusione, che però va fuori, e quindi il disco recuperato da Quartuccio, che ancora una volta a testa alta guarda il campo, cerca di trovare un compagno libero dello spazio per provare ad entrare. Intanto fa buona guardia Bellantonio Marco, che sta tenendo bene la posizione e sta obbligando Riccardo a stare nella propria metà campo. Tanto Quartuccio ha deciso di farci girare la testa oggi, però con il quarto giro intorno alla sua metà campo. E Milano va al cambio. Intanto Rizzoli prova la discesa in solitaria, intanto approfitta Bellantonio, che subisce forse un mezzo sgambetto, e approfitta intanto Facchetti per andare alla conclusione. Scusate, numero 9 Ronca, non Rizzoli, ho visto solo una parte della maglia, mi sono confuso. Intanto ingaggio vinto da Milano, prende il disco Pezzoli, che però lo regala di fatto alla compagine di Forlì. E intanto adesso rimbalzo fuori e riprende il disco Milano, che guida l'azione offensiva con Capitan Facchetti, contrastato da Bellantonio, che di fatto vince il contrasto, gli ruba il disco e serve per Bubani, che però perde il disco, e Ronca approfitta, prova il tiro salvato da Perpignani. Intanto Bellantonio alza la testa, decide di tornare dietro la porta, ma non gliene viene data la possibilità dai giocatori di Milano, e quindi prende il disco Pezzoli, lotta Bubani, prende il disco Troiano in salita, prendere il disco in balaustra, vince il contrasto, forse il caso di niente, fallo su Troiano, e quindi un altro power play per Forlì. Ottimo lavoro qui di Troiano. Ne sai qualcosa di andare a fare pressing? Ti ho mai detto questa cosa quest'anno, Davide? Ormai me l'hai ripetuto troppe volte. Però sbagliando si impara, come si suol dire. E quindi fallo preso. Fallo preso. Secondo fallo per Cavicchioli Camilla, e quindi Troiano ha fatto esattamente quello che avrebbe dovuto fare, quindi si porta a casa un buon power play per Forlì. Intanto disco a Quartuccio, che controlla e cerca di far passare qualche secondo prezioso di questo penalty. Sì, devono stare sicuramente attenti i ragazzi di Forlì, Davide, perché già 2 gol su 3 sono stati fatti in penalty da parte del Milano. Quartuccio è stato molto più pericoloso probabilmente in questi frangenti che in altri. Quindi prima cosa da fare, andare in 2 contro 1 su quello che ha il disco.
per essere sicuri che non ci sia un contropiede o un'azione singola, Sì. visto che Quartuccio con il suo ottimo scatto e il suo ottimo controllo del disco riesca a fare un penalty killing. E quindi Quartuccio recupera il disco e adesso sicuramente proverà ad andare anche in attacco, e infatti ci prova e viene scartato in realtà il capitano troiano, che si fa ingannare dalle finte. Attenzione, un passaggio per il numero 3 di Forlì, che rischia di diventare un'occasione da gol, occasione anche dall'altro lato per Quartuccio, che però viene bloccato molto bene da Capitan, anzi niente, non è stato bloccato molto bene, ha puntato l'uomo e a quanto pare gli viene dato, non ho capito se è gancio con bastone o ostruzione, comunque probabilmente ha fatto l'unica cosa che si può fare contro questo giocatore, cercare di prendere l'uomo senza guardare il disco, altrimenti si rischia un po' l'ipnosi. Intanto Facchetti, possibilità adesso per Milano di allungare ulteriormente la distanza, passaggio per Rizzoli che prova il tiro e viene parato da Perpignani. E intanto Quartuccio, che gestisce il power play per Milano. Attenzione, grande passaggio qua di rovescio per il compagno, il capitano Facchetti, che però non riesce ad andare al tiro. Pericolosissimo questo tentativo di Milano. Ancora 1 minuto e 10 di power play per Milano. Tanto Quartuccio prova di nuovo la conclusione e va con il tiro di prima. Facchetti, numero 85, che segna e si porta sul 4-2 per il Milano Quanta. E quindi si riprende, disco al centro, ingaggio vinto da Milano. Tanto Camilla Cavicchioli serve per Pezzoli, prova il rovescio dal lato della porta, che però non impensierisce Perpignani, che si fa trovare pronto in questo frangente. Davide, cosa ne pensi di questo gol? Azione bellissima, soprattutto con il passaggio di rovescio dell'assistente Quartuccio, che ha colto di sorpresa i due difensori del Forlì, e purtroppo il tiro di Capitan Facchetti è andato in mezzo ai gambali di Perpignani, ma ahimè purtroppo non è riuscito a pararlo. Intanto altra occasione per Facchetti, che non riesce, e subito dopo per Forlì, che si trova con l'uomo libero davanti alla porta, che non riesce ad agganciare per il tiro al volo. E intanto Facchetti di nuovo prova il tiro, che viene bloccato da Perpignani. Intanto la partita si accende, il tempo inizia a essere non poco, ma comunque c'è ancora molto che può succedere in questa partita. Intanto il Forlì alza un po' il ritmo e si trova con un'altra occasione con Tomassini davanti alla porta libero, e intanto
abbiamo un fallo ingenuo da parte di Forlì in attacco, in balaustra, probabilmente di Bubani. Adesso non ho visto Tomasini, spero per il Forlì non di Bellantonio, in quanto sarebbe il terzo fallo ormai. E intanto il Milano gioca al 5 contro 4 con il portiere fuori, gestisce Quartuccio. Niente, provano il tiro che prende in testa il portiere, arbitro esita un attimo prima del fischio. Forse si doveva prima accertarsi comunque delle condizioni del portiere. Intanto quindi finisce il 5 contro 4 e Marco Bubani ci raggiunge in panca puniti. E quindi ingaggio, Facchetti vince l'ingaggio per Milano. Quartuccio, Facchetti, sempre Quartuccio, guarda la compagna Rizzoli. Intanto Quartuccio probabilmente riproverà il passaggio in mezzo, esatto, per uno dei due compagni. Vediamo se riproverà appunto il passaggio per Facchetti. Eccolo qui che riprende il suo schema, ma questa volta viene bloccato da un piccolo imprevisto. Intanto riprova il tiro che però non impensierisce Perpignani. Quartuccio, Rizzoli prova il tiro dalla distanza che però viene deviato dai difensori di Forlì. Sempre Quartuccio, Rizzoli prova il tiro dalla distanza, parato da Perpignani con sicurezza nonostante il rimbalzo giocato da Tacca. Cosa ne pensi, Davide, di questo power play di Milano e come vi sta venendo giocato? Al momento il Milano il power play lo sta giocando abbastanza bene, però sinceramente Capitan Facchetti poteva anche tentare il passaggio in mezzo tra i due uomini a Rizzoli, visto che c'erano il gol dell'assistente Quartuccio. E intanto quindi gol di Riccardo Quartuccio dalla lunga distanza, in sacca sotto l'angolino alla destra di Perpignani. Come stavo dicendo, Capitan Facchetti poteva passare a Rizzoli, visto che c'erano molti buchi tra le stecche dei due uomini, e poteva anche tentare un'ottima occasione per cercare o una parata o anche un gol di rimbalzo. Grazie Davide intanto per il tuo commento. Quindi si riprende la partita, adesso ormai Milano sta iniziando a prendere le distanze, quindi sul 5-2 Forlì dovrà provare qualcosa di diverso nei prossimi minuti. E si riparte con l'ingaggio vinto dal Forlì, che disco ripreso dal Milano con Quartuccio, va avanti, torna indietro per avere sicurezza, cerca un compagno per fare un passaggio, ma Gallivanone con il possesso del disco che viene marcato strettamente da due giocatori del Forlì. Quartuccio che cerca di eludere la difesa avversaria, ma ottima parata del portiere Perpignani.
Adesso il Forlì tenta l'azione d'attacco ma non ci riesce. E il capitano numero 37 Bellantonio dietro porta. Va all'attacco il capitano Bellantonio che prova il tiro a distanza. Ottima parata di D'Agradi. Il giocatore del Forlì va dietro porta. Possesso per il capitano Bellantonio. Disco ripreso dal capitano da Quartuccio. Passaggio a Capitan Facchetti. Ottima parata di Perpignani. Il Forlì va in attacco. Va all'attacco Capitan Facchetti e tenta il passaggio a Cavicchiolo, però non riesce a prendere il passaggio. Facchetti, Gallivanone. Gallivanone che la passa a Quartuccio. Quartuccio che va in attacco. Tenta il passaggio a Capitan Facchetti per un gol di rimbalzo, ma non ce la fa. Possesso ancora per Capitan Facchetti. Tenta il passaggio a Quartuccio, però viene intercettato da un giocatore del Forlì. Ancora Quartuccio. Ottimo dribbling. Tenta il tiro ma non ce la fa, bloccato da Perpignani. Gallivanone. Cavicchiolo col possesso. Cavicchioli, scusate. Cavicchioli in attacco, tenta il passaggio al Capitan Facchetti. Il Forlì spazza il disco, preso da D'Agradi. Adesso c'è Ronca dietro la porta del Milano. Scusate, Rizzoli. Recupera il disco intanto Forlì, che prova il passaggio in alto per Capitan Bellantonio, però viene bloccato da Pezzoli e Cavicchioli. Intanto Pezzoli serve per Facchetti, niente, viene bloccato dai difensori di Forlì. Sempre Pezzoli, serve indietro per Ronca. Scusate, Rizzoli. Sembrava un 9, ho sbagliato. E intanto Forlì recupera il disco. Pezzoli serve in mezzo per Facchetti che con un rimbalzo un po' verso l'alto, abbiamo un po' di nervosismo in campo. Facchetti quasi molto vicino in realtà alla rete. Serve bene comunque Perpignani che chiude il disco. Quindi time out per Libertas Forlì. Ormai andiamo verso gli ultimi minuti di gioco, Davide, di conseguenza le probabilità iniziano a diminuire per un possibile recupero, però ieri abbiamo visto partite anche giocate fino all'ultimo secondo, quindi proprio di Forlì anche. Sì, che con il rigore segnato da Capitan Bellantonio assicura gli ultimi secondi della fine il vantaggio di 3-2 contro la squadra laziale. Allo scadere del tempo c'è un fallo che viene rivalutato dagli arbitri e danno rigore per il Civitavecchia, però Perpignani esegue un'ottima parata e
e consente alla propria squadra la finale per il terzo e quarto posto. E quindi 2 minuti e 29 secondi al termine di questo incontro, ormai sul 5-2 in favore di Milano. Le probabilità magari sono meno, ma le partite vanno giocate tutte quante fino all'ultimo decimo di secondo. Ci ha insegnato ieri la partita con Forlì e Civitavecchia, come ci diceva anche Davide. E infatti è quello che sta facendo Riccardo Quartuccio, che invece vuole appunto giocarla fino all'ultimo secondo, non importa il risultato, e quindi prova una discesa in solitaria. Intanto riparte Forlì, tentativo sventato da Milano, controlla Quartuccio in angolo, contrastato, attenzione, ci prova comunque Troiano con un buon pressing che prima anche ha portato al guadagno di un fallo. Intanto Bellantonio controlla e potrebbe servire, eccolo, serve per Tomassini che prova il tiro, che però è poco incisivo. Intanto altra occasione davanti alla porta per Troiano, che non riesce ad agganciare il disco che va molto vicino alle stecche dei ragazzi di Forlì, che però non viene raggiunto e quindi non viene buttato verso la rete. E intanto ha l'occasione di ripartire in contropiede Quartuccio, che con dribbling prova a scartare Capitan Bellantonio, che però fa buona guardia. Intanto recupera Tacca, che serve dietro per Ronca. Ronca contrastata da Tomassini. Ronca che porta il disco, intanto riesce ad andare praticamente al tiro, ma decide di servire il compagno davanti alla porta. Sempre Tacca, serve dietro, Quartuccio parte in velocità, scarta praticamente tutti e va al tiro. Intanto Bellantonio cerca di servire il compagno, che però si trova vicino a Quartuccio, che è indiavolato in questi ultimi minuti di gioco. Attenzione, Perpignani chiude un po' di nervosismo davanti alla porta. Comunque Perpignani blocca tutto e si riparte dall'ingaggio. I Forlì li vedo piuttosto affaticati. Cosa dici, Davide? Sì, soprattutto dalle occasioni che sta creando Quartuccio, però l'ultima occasione si sono andati molto vicino alla rete, però purtroppo hanno preso la traversa e quindi non sono riusciti a portarsi a una sicurezza della vittoria ancora maggiore. E quindi gli ultimi 3 secondi di gioco, ingaggio, e quindi vince la medaglia di bronzo Milano Quanta su Libertas Forlì per un risultato di 5-2. E quindi abbiamo la seconda medaglia della giornata assegnata al Milano Quanta, per la gioia di Leo, che a quanto pare tifava a Milano. Come prima ovviamente gioia e tristezza. Intanto si prosegue con il saluto e la consegna dei canonici premi MVP dell'incontro per le due squadre. E poi vi proporremo sicuramente 2 interviste con i protagonisti dell'incontro che è stato appena disputato.
E intanto il primo premio MVP viene assegnato al numero 37, Bellantonio Marco, capitano del Libertas Forlì. Il secondo premio intanto viene assegnato a Quartuccio Riccardo, MVP per il Milano. Come di consueto ci raggiunge uno dei due protagonisti intanto dell'incontro appena disputato, che ha visto quindi Milano aggiudicarsi la seconda medaglia della giornata. Ci ha raggiunto quindi Marco Bellantonio, capitano del Libertas Forlì. Marco, cosa non è andato in questa partita intanto? È un po' il risultato comunque che, certo, quando c'è una medaglia tutti vogliono la medaglia, però insomma dacci un po' le tue impressioni anche sul torneo dopo. Allora, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto anche più i tiri di loro, mi è sembrato di vedere dal tabellone, però secondo me quello che non è funzionato oggi è che abbiamo fatto troppi falli stupidi, soprattutto quando avevamo il disco dietro la loro porta, e secondo me è stato questo, cioè, che ha impedito un po' la vittoria della partita. Sì, sicuramente qualche fallo che probabilmente è un po' dato anche dal nervosismo, la stanchezza, la voglia di vincere anche questa partita. Ti ho visto comunque sempre sul pezzo e protagonista comunque in questo incontro, quindi comunque ti faccio i complimenti e un bocca al lupo intanto per quest'estate, che ci sarà sicuramente da lavorare per impostare la prossima stagione. Grazie mille. Grazie Marco, a dopo per le premiazioni. Ciao, grazie. E quindi ci raggiunge Stefania Rizzoli, seconda protagonista intanto di Milano, che appunto si è aggiudicata la partita appena conclusa. Stefania, vuoi darci un tuo commento intanto sulla partita? Direi che è andata bene, quindi... Sì, certo. Allora, dalla partita ci aspettavamo una partita molto combattuta, e così anche è stato. Degli avversari molto temibili, e così appunto è stato. E siamo felici di aver preso questo terzo posto, nonostante puntavamo al primo come tutti. Mi sembra giusto, perché puntare al primo, trovami qualcuno che non vuole puntare al primo posto. Intanto medaglia di bronzo per voi, quindi sicuramente c'è da essere sicuramente contenti e avere un sacco di gioia per questa vittoria.
Decisamente, sì, sì. Come squadra siamo molto unita e speriamo nell'anno prossimo di aggiudicarci l'oro, appunto. Allora ti faccio intanto un in bocca al lupo perché ci sarà da lavorare quest'estate per preparare la prossima stagione e un in bocca al lupo per l'anno prossimo. Grazie mille. Ciao Stefania. E quindi terminiamo la partita appunto appena conclusa per passare successivamente alla prossima e entrare nel vivo anche del torneo, quindi con la finale Under 12 che si disputerà tra Asiago e Vicenza, quindi un derby per quanto riguarda la finale del campionato Under 12 che inizierà alle 15:30. Ci prendiamo quindi una pausa di qualche minuto